La sottrazione del verde pubblico deriva anche dall'applicazione delle norme contenute nel regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città. Articolo 15, 2. Gli abbattimenti di alberature pubbliche possono essere autorizzati nel caso di condizione fitopatologia, altezza dell'albero, insufficiente o precario radicamento. In molti casi il precario radicamento dell'albero è conseguenza di lavori stradali eseguiti a ridosso delle alberature. La Veritas ha studiato la situazione e a pagina 6 del progetto definitivo si legge: La percentuale di schianto di alberature, 85%, si è verificata su filari posti in viali o strade interessate a massicci interventi di manomissione stradale. Quindi si può dedurre o presumere che quanto evidenziato sulle piante cadute possa ritrovarsi in tutte le piante ancora in piedi. Come dire che quando sono stati eseguiti i lavori ai lati delle strade del Lido, sono state troncate gran parte delle radici degli alberi, ponendoli in pericolo di caduta. La proposta radicale di Veritas per eliminare il pericolo è abbattimento totale.